Questo progetto è nato un paio d'anni fa e l'abbiamo sostenuto con molta passione. È stato fatto tutto da volontari. L'abbiamo pensato io e Elisa, che è un'educatrice, un'insegnante come me, e è stato fatto perché pensiamo che la cultura sia libertà e possa arrivare ovunque, anche attraverso un furgone pieno di libri che girerà tutta la provincia e anche oltre, e porterà la cultura lì dove magari fa più fatica ad arrivare, quindi magari dagli anziani, dai bambini, dalle persone in difficoltà. Il progetto è stato pensato con libri particolari che hanno come soggetto l'inclusione e soprattutto valori a cui fanno fondamento i nostri pensieri e la nostra vita. Secondo noi, come Consiglio di amministrazione, abbiamo deciso come Banca Prealpi San Biagio di fare di donare questo pulmino all'associazione ASSI di Belluno, in modo che la lettura venga raggiunta in tutti i posti di questo territorio. Cioè abbiamo concesso questo contributo all'associazione Invalidi, in modo che anche loro abbiano il tempo e la facoltà di distribuire nel territorio questi volumi. È già da un periodo che diciamo che come Banca Prealpi San Biagio diamo dei contributi proprio anche in questi periodi di pandemia. Abbiamo dato dei contributi a tutte le associazioni in modo che di poter un po' riavvicinare la gente e conoscersi di nuovo e partecipare a tutte le manifestazioni della comunità. Per noi è una valenza sicuramente importantissima, perché permette di portare la biblioteca non soltanto come luogo fisico in cui le persone vanno, ma permette comunque di portare le biblioteche nelle case delle persone e in tanti piccoli luoghi di aggregazione. Sicuramente è stato importantissimo il contributo che l'Istituto di Credito ha potuto fornire per l'iniziativa, perché altrimenti in tempi come questi è molto complicato sia per le amministrazioni piuttosto che le piccole e grandi realtà locali riuscire a incentivare, a tirare fuori risorse, diciamo, proprie per queste iniziative. Il valore della cultura e dei libri è qualcosa di importantissimo. La lettura e la possibilità che ciascuno di noi ha di sognare tramite questi libri è qualcosa che deve continuare a farci aprire la mente e viaggiare sognando alla ricerca di qualsiasi cosa noi desideriamo.